Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere, credo per la prima volta nei nostri studi, Giuseppe Panchi, l'assessore all'agricoltura, ma non solo, anche caccia, pesca e le bonifiche, insomma, della Regione Veneto. Partirei però in questa conversazione ad ampio spettro da un dato d'attualità e da una domanda di quadro. Sì. Partiamo dal latte della Sardegna, la protesta dei pastori sardi, per arrivare a chiedere dalle nostre parti, nel Veneto in particolare, qual è il rapporto e come giudica il rapporto fra settore primario, commercio e grande distribuzione? Purtroppo è un rapporto che, come avviene in tutta la nazione, è molto, molto difficile, perché poi il settore primario è un settore che per il Veneto abbiamo circa 65.000 imprese, produce 6 miliardi di prodotto vendibile. È un settore importante, è un settore strategico che noi produciamo cibo, quindi produciamo derrate alimentari, ortofrutta. Noi siamo i primi produttori italiani di vino e di uva. Primi per tante produzioni di ortofrutta, vada dall'asparago alle patate al radicchio. Siamo tra i primi produttori naturalmente di formaggi, di prodotti derivati, abbiamo un'agroindustria ancora più importante rispetto all'agricoltura, però il problema dei prezzi dei prodotti agricoli è un problema generalizzato, periodico. Anche noi subiamo purtroppo dei dumping rispetto alla grande distribuzione, cioè cosa significa? La grande distribuzione fa cartello e ti dice quel radicchio costa X quel giorno, e quindi cioè, il problema è proprio trasmettere il reddito agli agricoltori. Quello che soffre l'agricoltura veneta, ma in particolare un po' tutta quella italiana, è proprio questo, non riuscire ad avere un prezzo fisso, un prezzo comunque che copra i costi di produzione. Quindi periodicamente ci sono delle crisi di mercato, adesso c'è quello del latte del pecorino sardo. Noi abbiamo subito quello del latte in Veneto, certo, e in generale nel nord Italia, dove è l'area di produzione, che ricordo negli ultimi 10 anni siamo passati da 33.000 stalle, adesso in Veneto ce ne abbiamo 2.800, tanto per fare il punto di quanti sono morti per strada negli ultimi 10 anni, dovuti appunto a che cosa? Si ricorderà benissimo le quote, la liberalizzazione, la sovrapproduzione mondiale, e l'abbattimento dei prezzi legati alla produzione franco-tedesca, olandese, ma anche della Nuova Zelanda, che ricordo, pur essendo al di là del globo, ci immerge il mondo di latte in polvere. Quindi ci sono tante situazioni che comunque chi ci rimette è sempre l'agricoltore, che è, o l'allevatore in questo caso, che comunque si spacca la schiena sui campi o in stalla tutti i giorni e non ha un reddito naturalmente che gli permetta a volte neanche di sopravvivere. Questo è il dato. Lei ha toccato però un aspetto, ha detto che la grande distribuzione fa cartello. Sì. Dall'altra parte c'è ancora l'incapacità invece di fare cartello, cioè ancora ragioniamo certo, troppo per parrocchie. Uno dei problemi più grossi della nostra agricoltura e alcune filiere è fare un unico consorzio. Sì. No, mi spiego. I francesi sono molto più bravi di noi, ad esempio parlo ancora del latte, della carne, a comunque avere un unico interlocutore che vada a gestire i prezzi con la grande distribuzione. Invece da noi cosa succede? Arriva uno, arriva l'altro, è chiaro che la grande distribuzione o il commerciale della grande distribuzione dice sente prima Tizio, Caio o Sempronio e naturalmente va a ribasso dei prezzi, e questo è un po'. Invece magari in certe nazioni va un unico interlocutore e dice il prezzo del latte oggi è 1 euro, lo vuoi, non lo vuoi, questo è, e quindi si accettano. Tanto guardi, se noi andiamo al supermercato ad acquistare 1 litro di latte o 1 chilo di zucchero, la signora Maria non capisce se questo costa 40 centesimi o 60, non gli cambia certamente la vita, invece cambia la vita al produttore che poi a cascata naturalmente non va a coprire neanche i costi di produzione, e quindi o è costretto a buttare via il latte o buttare via la frutta o la verdura e nello stesso tempo non avere un reddito. Però è anche vero che nonostante gli sforzi che la Regione ha fatto in tutti questi anni,
l'acquirente non riconosce un valore, ad esempio, alle certificazioni, un valore Guardi, piccolo. Si guarda ancora solo al prezzo. Questo è un tema importante crisi. perché noi abbiamo insistito molto, noi siamo la prima regione per marchi, DOP, STG, IGT, quindi cioè 91 marchi di origine e quindi questo va a certificare la qualità dei nostri prodotti. È chiaro che se si vuole mangiare bene e se si vuole avere un cibo controllato dalla produzione alla trasformazione si passa attraverso questi marchi e questi marchi certificano al consumatore finale che c'è stato un controllo. Noi siamo una regione virtuosissima nei controlli, sappiamo tutto quello che viene prodotto all'interno delle filiere e come viene naturalmente prodotto e certificato. È chiaro che se tu vuoi scegliere questo tipo di prodotti devi anche pagarli. Non puoi pretendere che un litro di olio al supermercato lo trovi a €1, €1,50 quando il prezzo di produzione è di 5-6, cioè di un olio buono. Vuol dire che quell'olio arriva dalla Tunisia o da altre parti del mondo dove questi controlli non ci sono, non si sa che tipo di fitofarmaci vengono adoperati, non si sa che tipo di trasformazione viene fatta nei frantoi. Faccio l'esempio dell'olio, ma potrei fare l'esempio del pomodoro, l'esempio del latte, l'esempio attualmente della carne. Quindi quando noi insistiamo a dire scegliete i prodotti italiani marchiati con i vari marchi, ad esempio noi abbiamo quello del QV Veneto, abbiamo il marchio di qualità verificata, abbiamo i marchi delle DOP, abbiamo i DOP ad esempio dei formaggi, dal Grana Padano all'Asiago, al Montasio, al Monte Veronese, cioè, e vedete che ci sono questi marchi, naturalmente questi costano di più perché produrre da noi costa molto di più rispetto ad altri paesi per manodopera, energia, per tasse eccetera eccetera, quindi, ma anche per controllo e quindi la qualità deve essere pagata, quindi bisogna dire al consumatore acquistate quelli perché così un po' di reddito di ritorno agli agricoltori c'è. È chiaro che qui la grande distribuzione, per grande distribuzione sono ormai tutti quei settori dei grandi ipermercati, non faccio nomi perché gran parte sono anche stranieri, quindi abbiamo anche il problema di interfacciarsi con francesi e magari tedeschi, austriaci che hanno in mano la grande distribuzione, quindi immaginate che il direttore generale di queste società è comunque qualcuno che è a Parigi, è a Berlino, non è che fa delle scelte, ma se deve prediligere un prodotto tedesco, ad esempio lo zucchero tedesco rispetto a quello italiano, non so se mi spiego, prediligerà il proprio, cioè, quindi noi abbiamo anche perso purtroppo in Italia anche la grande distribuzione nostra. Ci sono rimaste delle cooperative, ci sono rimaste delle grandi famiglie che hanno ancora naturalmente dei negozi, dei supermercati, però devono competere con questi colossi stranieri che ci hanno invaso, ecco, c'è anche questo problema. Prosecco, è cultura popolare che si dice, insomma, agricoltore, scarpe grosse, cervello fino, quindi il prosecco tira e si pianta uva glera. Lei però è un responsabile politico, quindi dovrebbe avere una visione un po' più lunga. Non è preoccupato da questa monocultura che si sta diffondendo? Beh, guardi, è una preoccupazione che non è solo mia, ma anche del consorzio della DOC, del Prosecco, quindi noi abbiamo avuto diverse riunioni anche in vista della stagione di quest'anno 19 e abbiamo deciso che comunque c'è un blocco anche quest'anno per quanto riguarda gli ettari di vigneto a Prosecco a terra, quindi è chiaro che questo è il messaggio. C'è stato un anno l'anno scorso di grande produzione di vino, più 48% di uva, quindi che naturalmente si tramuta in vino e quindi una sola produzione che quindi sta appunto peggiorino i prezzi. Peggiorino i prezzi, infatti i prezzi delle uve sono crollate rispetto al 2017, è chiaro che anche noi dobbiamo naturalmente equilibrare il sistema va equilibrato rispetto al mercato, gran parte del nostro vino va all'estero, vi ricordo noi esportiamo 2 miliardi e 200 milioni solo di vino all'estero, come Veneto, quindi siamo la quarta nazione per export di vino al mondo, solo il Veneto, giusto per capirci, è la prima regione produttiva d'Italia e quindi abbiamo una responsabilità nel mantenere con i consorzi l'equilibrio tra la produzione e naturalmente la vinificazione dei prezzi sui mercati e naturalmente poi la promozione nei mercati internazionali.
E questo è un po' il segreto, quindi noi dobbiamo dire ai nostri agricoltori, ai nostri vinicoli, calma, abbiamo detto calma quest'anno, ma anche l'anno scorso, è 2 anni che ci prendiamo un po' di tranquillità sui nuovi vigneti, e naturalmente andiamo a verificare sia il quantitativo che può essere immesso sul mercato, sia la richiesta dei mercati esteri, perché poi ci sono anche tante turbulenze in giro per l'Europa, la Brexit. Il nostro primo mercato per il Prosecco è l'Inghilterra, quindi anche lì bisogna capire come andranno a finire gli accordi internazionali. Poi abbiamo i dazi americani, cioè i nostri mercati storici sono un po' in turbolenza, quindi dobbiamo un po' essere cauti per non immettere troppo naturalmente prodotto nei mercati, e quindi avere delle oscillazioni dei prezzi che sarebbero disastrose. Quindi calma, noi abbiamo col consorzio comunque, ma con tutti i consorzi naturalmente, la situazione sotto mano, anche con tutte le proiezioni di mercato, e quindi le scelte si fanno insieme, ma anche ponderate. È quello che non è successo, ad esempio, col pecorino sardo, dove il consorzio non ha equilibrato le produzioni. Questo ha creato quel sistema distorto di prezzi e di sovrapproduzione. Noi invece cerchiamo anche se là bisogna capire da dove arrivava il latte, ma insomma. Sì, anche poi si parla, ma anche per il vino, bisogna capire, a volte arriva infatti noi abbiamo tutta una serie di controlli che vengono fatti sia in vigneto, noi abbiamo un sistema con la VEPA che controlliamo, sappiamo anche la singola pianta che è piantata, noi controlliamo anche la pianta che è piantata, magari i telespettatori non lo sanno, c'è tutto un sistema di controllo nelle cantine, quindi il sistema è super controllato, non solo del Prosecco, ma di tutte le nostre 29 DOC e 14 di OCG e 14 IGT che abbiamo nel nostro Veneto. Ecco. Grazie a Giuseppe Panna, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, per questa conversazione a 360 gradi. Grazie a voi. Mi piace ricordare alla fine, insomma, si parla tanto di biodiversità, e anche nell'agricoltura la biodiversità va salvaguardata. Certo, non esiste solamente l'uva aglera, abbiamo una ricchezza nel Veneto. Puntiamo sulla biodiversità, ma in tutte le filiere, ma soprattutto sulla sostenibilità, cioè di andare verso sempre un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente. Questo è il percorso futuro, quindi sostenibile rispetto anche alla popolazione residente, rispetto all'economia, rispetto naturalmente ai fitofarmaci, ma anche verso sempre di più il mercato ci chiede prodotti certificati biologici, e naturalmente questo è il futuro che aspetta ai nostri agricoltori. Grazie, buon lavoro. A lei. Alla prossima, ci si vede.